a tutti. Innanzitutto ringraziamo Knowledge for Business per aver ospitato questo webinar. Questo è uno dei webinar che fanno parte della sesta edizione di Innovation Village, che è partita nel 2016 e dall'anno scorso si tiene online. Questo pomeriggio presenteremo la seconda call del progetto europeo DIH Square, che è un programma dell'Unione Europea finanziato da Horizon 2020, cioè dal programma per la ricerca e sviluppo della Unione Europea. Il webinar è organizzato dal Consorzio di ricerca Create DIC in collaborazione con Campania Digital Innovation Hub. Il Create DIC è l'unico riferimento, diciamo, dei 26 Digital Innovation Hub dell'Unione Europea che si occupano col focus robotica e si occupa quindi di questo programma di trasferimento tecnologico con questa tecnologia abilitante. Come dicevo, appunto, sarà presentata questa opportunità che si rivolge alle imprese, alle PMI manifatturiere, in particolare alle piccole e medie imprese manifatturiere che sono interessate, che hanno sistemi di produzione flessibili, quindi che lavorano per piccoli lotti e dunque hanno utilità, avranno necessità di utilizzare o vorranno utilizzare i robots, quindi la tecnologia abilitante della robotica, per modificare e innovare i loro processi produttivi. Questa, diciamo, DIH Squad ha già visto un bando, una open call europea che si è conclusa nel 2020 con 11 progetti di trasferimento tecnologico che si sono aggiudicati un finanziamento e anche una collaborazione, un mentoring da parte di DIH Square. Noi stasera, questo pomeriggio, presentiamo il secondo bando, quindi la seconda open call che si è appena aperta, si è aperta il 1° aprile e si chiuderà il 30 giugno. Il webinar durerà un'ora circa. Alla fine del webinar i partecipanti potranno, ci sarà un question time di 15 minuti, quindi per alzata di mano potranno intervenire e fare domande ai relatori. Purtroppo io porto i saluti del professor Luigi Nicolais, che è presidente del Campania DIC, del Campania Digital Innovation Hub, e non riuscirà a intervenire per un impegno che è sopraggiunto all'ultimo minuto. Lascio ora la parola al professor Bruno Siciliano, professore di robotica, direttore del Prisma Lab e responsabile scientifico del progetto di cui parliamo oggi, DIH Square. Il professore parlerà della nascita dei network europei in robotica che è partita nel 2018. Scusate. Passo la parola al professor Siciliano. Grazie Donatella e un cordiale saluto a tutti i video ascoltatori del webinar. Avremmo voluto tenere questo incontro in presenza, d'altra parte l'occasione dell'Innovation Village è un appuntamento annuale prezioso. Io stesso credo che sia la terza volta che ho l'opportunità di presentare qualcosa che insomma è relativo alla nostra città, alla nostra regione nell'ambito di questa manifestazione che tipicamente si è fatta alla Mostra Oltremare. Quest'anno, nonostante diciamo, stiamo faticosamente uscendo da questa, diciamo, dalla crisi post-pandemica, ancora l'evento è online, per cui dobbiamo fare di necessità virtù e spero di appunto suscitare interesse nonostante il distanziamento fisico. Dunque, come diciamo, ho introdotto, ringrazio anche il Digital Innovation Hub Campania nella persona di un caro amico del professore Nicolais di Gino, con il quale, insomma, che è sempre stato uno dei, diciamo, dei miei modelli da imitare di come sia possibile puntare a ricerca e sviluppo in maniera competitiva in questa città e in questa regione. Ringrazio anche l'Unione Industriale che tradizionalmente ha ospitato questi appuntamenti di presentazione delle opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese. Diciamo, è in atto una collaborazione ormai pluriennale e quindi niente, insomma, mi fa piacere che possiamo fare, che si possa fare squadra con loro. D'altra parte l'occasione proprio dell'Innovation Village è preziosa perché
perché appunto questo è uno dei progetti europei nel quale il Consorzio di Ricerca Create è impegnato sulla manifattura agile. Io sono professore di robotica e di automatica nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e in questa presentazione diciamo, ricapitolerò brevemente quella che è stata la storia che poi ci ha portato sino a oggi a questa seconda call del progetto di Edge Square e diciamo con le prime slide vado anche a presentare proprio giusto un paio di slide di presentazione di quello che è il Consorzio Create. Il Consorzio Create è un consorzio di ricerca, evidentemente non profit, che è stato fondato nel 1992, quindi ormai è operativo da quasi 30 anni, con l'obiettivo diciamo, è stato per certi versi anche un precursore, no? Di quello che è una realtà attuale, cioè di avere un nesso sempre più stretto tra il mondo dell'accademia, il mondo della ricerca, col mondo dello sviluppo, vale a dire con l'industria. I partner correnti del Consorzio Create vedono 6 atenei del Sud, con Federico II, il capofila storico, e Ansaldo Energia per quanto riguarda... Professore, non sono in condivisione le slide, almeno... No, io l'ho messo... Non so se Daniele, io non le vedo almeno. Allora, io le vedo, forse si saranno Io le bloccati. vedo. Ah, solo io non le vedo? Vabbè, se non le vedo solo io non c'è problema, non le vedo proprio. A me dà la cornice rossa, quindi... Sì, no, ci sono. No, ma l'immagine c'è, ma c'era Vabbè, anche ok. prima, c'era. Ok, perfetto, vabbè. La cornice rossa Va bene, dovrebbe essere non il c'è segnale che vengano condivise. Comunque non c'è nulla di trascendentale, se volete posso anche mettere in chat il PDF se qualcuno non le visualizzasse. Dicevo, appunto ci sono 6 atenei del Sud, quindi con Federico II capofila, poi c'è Partenope, poi c'è la Vanvitelli, poi c'è 3 università fuori regione, che sono Cassino e Lazio Meridionale, Basilicata e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. È un consorzio non profit che è in grado di attirare finanziamenti da parte sia di diciamo, quindi progetti di ricerca come quello nella fattispecie, no? dall'Unione Europea, sia per quanto riguarda la diciamo, consulenza commerciale per le aziende. E poi ci sono ovviamente i fondi che vengono dai partner istituzionali, cioè dai 6 atenei e da Ansaldo Energia. Il Create è attivo su 6 linee di ricerca e sviluppo, che sono qui elencate in ordine alfabetico. Il Create nacque per iniziativa di uno dei grandi maestri della ingegneria napoletana, parlo di Scipione Bobbio e insieme a Ferdinando Gasparini e Luciano De Menna. Ricordo perché sono stati i miei professori di elettrotecnica, quindi ho un ricordo, diciamo, come dire, vivo di questi maestri della scuola napoletana. E poi, ormai da 15 anni a questa parte, c'è una grossa collaborazione con noi docenti di automatica, quindi per quanto riguarda gli aspetti di automazione, che non sono solo quelli della robotica, che tradizionalmente è sempre stato, come dire, il campo principe dell'automazione, ma il controllo, l'automazione riguarda anche le applicazioni dell'elettromagnetismo computazionale, le applicazioni nel caso della fusione diciamo, nucleare, che è una fusione termocontrollata, e di altre tecnologie che per esempio possono essere i magneti superconduttivi o gli stessi diciamo, test che si fanno nel caso delle come dire, infrastrutture critiche, quindi tutta la parte di, diciamo, di evaluation e di testing, quello che va sotto il nome di NDT. E poi da poco, diciamo da qualche anno, il Create è diventato anche DIC, cioè Digital Innovation Hub. Il gruppo che in qualche modo alimenta la ricerca e lo sviluppo nell'ambito del Consorzio Create per la robotica è un gruppo storico che esiste ormai da 30 anni, è il gruppo Prisma. Prisma sta per progetti di robotica industriale, di servizio, meccatronica e automazione, e la squadra è composta da 3 professori ordinari e qua c'è una correzione da fare, c'è un professore associato e 3 professori, anzi 2 professori associati. Un professore associato e 3 ricercatori,
Poi 7 postdocs, 8 studenti di dottorato al momento e 30 studenti borsisti collaboratori che a cavallo del loro percorso di tesi di laurea collaborano col gruppo. Con una punta di orgoglio tutta partenopea, ecco, devo dire che negli ultimi anni abbiamo potuto contare su un finanziamento medio di 1,4 milioni di euro all'anno da progetti di ricerca competitivi. Abbiamo sviluppato 10 brevetti in questi anni su tecnologie che spaziano dall'ambito della ispezione e manutenzione a quello della logistica e della manifattura agile, oppure anche in campo medico. Io dirigo attualmente il centro di ricerca interdipartimentale per la chirurgia robotica presso il Policlinico, che vede il nostro dipartimento insieme a un altro dipartimento di ingegneria, 2 dipartimenti della scuola di medicina e il dipartimento di fisica. E con il gruppo Prisma abbiamo, diciamo, una collaborazione pluriennale a questo punto con più di 150 istituzioni e aziende all'estero. Questo è lo score, il record dei progetti di ricerca che ci sono stati finanziati in questi anni per quanto riguarda l'Unione Europea. Come vedete abbiamo più di 20 progetti di ricerca finanziati a partire dal 6º programma quadro, attraverso il 7º programma quadro e quello che è l'8º programma quadro, Orizzonte 2020, che si è appena chiuso a dicembre scorso. Il cloud evidenziato in celeste riguarda i progetti in cui il soggetto istituzionale che ha conseguito il finanziamento è proprio il Consorzio Create. Con l'Ateneo Federico II c'è ormai un accordo quadro pluriennale che prevede che il personale della Federico II, dei vari dipartimenti del nostro, così come anche di altri dipartimenti, e per esempio anche del centro Icaros per quanto riguarda l'ultimo progetto Harmony, che è l'ultimo arrivato in ordine di finanziamenti, che sulla robotica ospedaliera, venga, diciamo, come dire, distaccato presso il Consorzio Create in modo da poter contribuire allo sviluppo della ricerca prevista tra i vari progetti. In questa nuvola di progetti vedete il logo di DH Square, che è il progetto che in qualche modo presentiamo come opportunità di finanziamento oggi, però ci sono anche altri progetti, per esempio RIMA è un altro progetto che comunque è finalizzato e è costruito intorno a questo concetto del DG Innovation Hub. La nostra agenda di ricerca spazia da tematiche che riguardano il contesto classico, se volete, della robotica industriale o industria 4.0, quindi manifattura agile, come per esempio nel progetto di Edge Square, e quindi è incentrata intorno al concetto, se volete, del cobot, del robot cooperativo, di cui vedete una applicazione in alto a sinistra, ma riguarda anche altre tematiche che sono a cavallo tra la realtà industriale e quella, diciamo, un pochettino più di ispirazione biologica. Parlo per esempio delle mani antropomorfe sottoattuate, di cui vedete una esemplificazione in basso a sinistra. In un settore strategico che sta ricevendo sempre maggiore attenzione a livello europeo, parlo del settore dell'ispezione, della manutenzione delle infrastrutture. Ormai, ecco, con una punta d'orgoglio siamo leader a livello europeo, perché sulla robotica aerea, quello che vedete in alto a destra è un robot volante ed è il primo drone ibrido progettato e realizzato interamente in Prisma e Create, anche con il contributo di una start-up, il cui CEO è un nostro collega, Vincenzo Lippiello. Parlo di Neabotics. Bene, questo drone ibrido è utilizzato per non solo come occhio volante, cioè come drone di ispezione, ma anche per fare manutenzione, manipolazione, quindi avere anche una mano volante, e nella fattispecie quel tool che vedete all'opera attaccato al braccio manipolatore è un tool che viene utilizzato per esempio per operazioni di spessimetria di tubature, quindi combinare il vantaggio della mobilità su uno spazio tridimensionale come offerta da un drone con la possibilità di eseguire una manipolazione anche a vantaggio di un risparmio energetico. Peraltro questo drone è veramente ibrido, perché oltre a volare e manipolare ruota per cui praticamente scorre lungo la tubatura. Poi c'è tutto il settore delle applicazioni mediche, come vedete in basso a destra,
là siamo nella sala operatoria dell'edificio 5 del Policlinico, in cui c'è uno dei 2 Da Vinci che il Policlinico ospita all'interno delle sue strutture. Noi siamo al sud l'unica realtà ospedaliera in cui ci sono 2 robot Da Vinci installati, e oltre il Da Vinci abbiamo anche un Da Vinci Research Kit, che è una piattaforma aperta che noi utilizziamo per la ricerca. Potrei andare oltre per diversi minuti, però nell'interesse del tempo mi fermo. Quello che è stato un precursore per quanto riguarda questo nuovo meccanismo di finanziare la ricerca attraverso un metaprogetto come possa essere per esempio DH2, la storia è iniziò una sera nell'ufficio del direttore generale a Bruxelles. Ero con un collega dell'Università Tecnica di Monaco e pensammo a come diciamo, abbassare la barriera, diciamo, di entrata per le piccole e medie imprese, quindi diciamo, per tutto ciò che sono quelle realtà che poi diciamo, molte volte sono quelle che poi portano avanti il comparto produttivo dei vari paesi e quindi dell'Europa intera. Perché? Perché tipicamente i progetti europei sono progetti che prevedono rate di finanziamento inferiori al 10%, attualmente siamo sul 4-5% delle proposte, per cui è chiaro che una piccola e media impresa, una startup, molte volte ha difficoltà nell'investire troppa forza, troppa mesi uomo per una proposta che poi abbia basse probabilità di essere finanziato. Per cui creiamo questo meccanismo del finanziamento a cascata e diciamo, siamo orgogliosi che ECORD fu il primo progetto mirato al trasferimento tecnologico in cui finanziammo un certo numero di esperimenti su piccola scala della durata di 12-18 mesi che fossero proprio finalizzati a trasferire su realtà industriale i risultati di tutte quelle applicazioni di laboratorio che in qualche modo meritassero un'attenzione da parte dell'industria. Quindi proprio diciamo, di ridurre quello che veniva percepito, e utilizzo l'imperfetto volutamente come una fear of contact del fatto di interagire con le organizzazioni che, diciamo, in questo caso con la Commissione europea. Al progetto ECORD hanno fatto seguito diversi altri progetti, c'è stato un ECORD++, a seguito di ECORD. Una delle sfide recenti che noi abbiamo in qualche modo coltivato nei 4 anni che vanno da gennaio 2014 fino a dicembre 2017, in realtà poi il progetto è stato esteso a giugno 2018, quindi per 4 anni e mezzo, è il progetto EUROC, che è ora nella storia perché è stato il più grosso programma di ricerca sponsorizzato finanziato dall'Unione Europea sulle challenges. Perché? Perché le challenges rivestono proprio un'importanza strategica per quanto riguarda il trasferimento tecnologico. Perché? Perché riguardano la riproducibilità dei risultati da un laboratorio su scala industriale, quindi quello che si chiama il benchmark, e la valutazione delle prestazioni secondo un modello virtuoso che è molto in voga, per esempio negli Stati Uniti, cioè quella delle competizioni, delle challenge, in modo da avere un certo numero di use case guidati dall'applicazione industriale fino a avere una competizione, quella che c'è stata nell'ultimo anno del progetto, di 6 challenges finali selezionati a partire dai 100 e più iniziali, che hanno sviluppato delle applicazioni a elevato TRL per quanto riguarda 3 scenari chiave. Uno che è quello poi che è vicino anche alle tematiche del DH2, cioè la cella di manifattura interattiva riconfigurabile. La seconda che altrettanto è vicina alle tematiche di DH2, che riguarda tutta la parte di logistica e di manipolazione sullo shop floor, e per certi versi anche la parte di inspection e di servicing a livello industriale, seppure c'è un progetto dedicato, l'altro progetto RIMA, nel quale noi siamo coinvolti. Questo è stato un progetto di grande successo che poi in qualche modo si è sviluppato, ha fatto da canale guida per una serie di iniziative che sono state clusterizzate a livello europeo in questo programma che si chiama I4MS,
che sta per ICT Innovation per le, diciamo nel settore, quindi innovazione nel settore dell'ICT per le manufacturing SMEs, cioè avere, diciamo, come dire, espandere questo concetto della digitalizzazione della manifattura per le piccole e medie imprese in contesti che riguardano la robotica, riguardano l'additive manufacturing, i cyber physical system, l'high performance computing, l'Internet of Things e così via. Per cui questo meccanismo, diciamo, precursore di finanziamento a cascata alle terze parti è stato adottato come la misura di finanziamento con delle colle aperte, tipo quella che diceva appunto la dottoressa Pesino, cioè la seconda call del progetto DH Square, quindi cercare di promuovere il paradigma delle best practice, quindi anche, diciamo, in relazione a quella che è la competizione e la challenge, e diciamo che queste occasioni rappresentassero anche delle opportunità non solo di trasferimento tecnologico, ma anche di training on job per tutti gli stakeholder che volessero cimentarsi nello sviluppare uno use case, diciamo, particolare. Quindi si è creato veramente un network pan-europeo di iniziative chiave che poi ha dato luogo al Digital Innovation Hubs. Quali sono i progetti attualmente attivi nel settore della robotica? Questa è la coda del programma quadro Orizzonte 2020. Ci sono 4+1 progetti che in qualche modo, e ho detto 4+1 perché 4 sono le aree strategiche in cui è organizzato il work program per quanto riguarda la robotica in Orizzonte 2020, e così mi anticipo che perché peraltro è già iniziato il 9° programma quadro Orizzonte Europa. Le 4 aree sono la manifattura agile, nella quale troviamo 2 progetti, il nostro per così dire che è DH Square, e poi c'è un altro progetto che è Trinity. Vedete che il titolo del progetto è molto centrale, no? Per quanto riguarda il Trinity DH, quello che è sulla produzione agile, che è un altro progetto nel quale sono impegnati altri partner europei. Questo insomma lo dico anche a beneficio di coloro i quali potessero intercettare ulteriori, ora non ricordo nella fattispecie diciamo, il calendario delle call dell'altro progetto, però potrebbe essere un'altra opportunità da considerare. E poi ci sono altri 3 progetti di Digital Innovation Hub che sono diciamo, focalizzati su quelle che sono le altre 3 aree strategiche. Parlo della salute e quindi parlo dell'healthcare, e questo è il progetto DIH Hero. Parlo della ispezione e manutenzione, nel quale anche il Consorzio Create è impegnato nel progetto RIMA, e last but not least della 4ª area strategica che riguarda l'agri-food, e c'è un altro progetto su Digital Innovation Hub attivo per quanto riguarda tutto ciò che è il farming, diciamo l'agricoltura 4.0, last mile e così via. Per cui questi progetti sono poi messi in rete da un progetto di networking che è il progetto Rodin, che in qualche modo mette in rete questi 5 progetti e li mette anche in rete rispetto a tutti gli altri Digital Innovation Hub projects che riguardano per esempio l'intelligenza artificiale e riguardano, diciamo, le altre tematiche. Peraltro quello che è avvenuto a livello europeo, questa è proprio notizia di queste ultime settimane, è una fusione tra quelle che sono i 3 come dire, interlocutori della Commissione europea. Parlo dell'Associazione di Robotica Europea, Eurobotics. Federico II è uno dei 34 soci fondatori di questa associazione europea, e io faccio parte del Board of Directors dal 2012, che viene eletto ogni triennio per quanto riguarda le rappresentanze dei vari membri, che sono più di 200, che riguardano accademie, centri di ricerca, grosse industrie, piccole e medie imprese, start-up e anche qualche venture capital. Quindi in buona sostanza c'è questo, come dire, questo meccanismo virtuoso che ha portato alla fusione tra l'Associazione di Robotica Europea, l'Associazione dei Big Data e l'Associazione dell'Intelligenza Artificiale. È stata fondata di recente ADRA, che praticamente sta per AI, Data and Robotics Association. Perché a livello del 9° programma quadro di Orizzonte Europa, tutte le call, tutti i work program, lo dico anche a scopo informativo di quello che verrà a valle della conclusione di questi progetti, riguarderanno questo contesto comune dell'intelligenza artificiale, dei big data e della robotica.
La slide, praticamente andiamo quasi verso la slide finale, abbiamo diciamo, il Create è uno dei key player per quanto riguarda la robotica europea, però ci sono altri centri di competenza e Digital Innovation Hubs che sono in Campania, ho già menzionato, no? Il Digital Innovation Hub Campania, però anche nelle altre regioni tipo Lazio, Basilicata e Calabria ci sono dei Digital Innovation Hubs che si sono, come dire, sono molto attivi. Peraltro dopo ci sarà una presentazione specifica delle attività del nostro Digital Innovation Hub, del Digital Innovation Hub Create. Le attività e i servizi che offriamo sono supporto tecnico, accesso agli utenti e quindi anche il fatto di mettere in rete tutti quanti gli stakeholders, in questo caso diciamo su tematiche di robotica e automazione, ma anche l'aspetto del training e dell'education, che è altrettanto importante ovviamente, soprattutto in questa, diciamo, come dire, questo scenario dinamico che tipicamente prevede uno scenario di, come dire, di evolutivo per quanto riguarda diciamo, la continuing education, l'aggiornamento professionale e quant'altro, e ovviamente l'obiettivo è quello di costruire un ecosistema che grazie a questa grossa operazione di networking può creare occasioni di sviluppo e occasioni di finanziamento come nella call di questo pomeriggio. Siamo anche molto attivi sull'aspetto divulgativo perché riteniamo che tutto ciò che si fa come scienza, come ricerca e sviluppo debba essere debitamente comunicato. Per esempio Innovation Post, poi magari lo mettiamo nel press club del progetto. Innovation Post l'altro giorno è uscito con un articolo che presentava proprio questa seconda call del progetto DH Square. Questo articolo è stato curato da un ottimo giornalista scientifico che è Fabrizio Cerignale, e c'è una mia intervista in cui io discuto delle opportunità di questo progetto e più in generale di quello che è lo scenario della manifattura. In quell'articolo si parla anche di un altro concetto innovativo che sta entrando ora, che è il concetto del robofacturing, cioè il fatto di pensare che la manifattura possa diventare una robofattura. In che senso? Non solo per la sostituzione mera, pedissequa dell'uomo, della manifattura umana con un robot, ma anche di ripensare a tutto il design dal concepimento di un prodotto, pensando che questo poi possa essere assemblato da robot, ovvero da esseri umani con dei cobot. Quindi questo è un concetto che riprenderemo più in là. Il fuoco di questo di Digital Innovation Hub ovviamente è sull'innovazione, e chiaramente noi ci muoviamo in una gamma di livelli di prontezza tecnologica, il TRL, che va dal livello 5, cioè da una validazione in un impianto, in un ambiente rilevante, fino al livello 7, che è quello che poi diciamo è quello diciamo quasi pre-competitivo, cioè che grazie al fatto che un prototipo viene dimostrato questa volta in un ambiente operativo, per poi procedere alle ultime due fasi che, come ben sapete, poi portano alla diciamo, realizzazione di un prodotto. Io mi fermerei qua per non prendere più tempo, quindi andrei a ringrazio. Da quello che ho capito raccogliamo le domande eventualmente tutte quante alla fine. Quindi io mi fermo qua e lascio la parola di nuovo a Donatella che ci coordina. Grazie. Grazie professor Siciliano, come al solito un intervento pieno di stimoli e di anche diciamo novità naturalmente nel settore di cui lui è un'eccellenza. Dopo aver ascoltato quindi il professor Siciliano che ci ha più in generale inquadrato il tema delle attività del Consorzio Create a livello europeo, do la parola al professor Luigi Villani, professore di robotica e corresponsabile scientifico del progetto DIH Square. Il professor Villani ci parlerà in maniera più focalizzata sulla mission e sugli obiettivi di questo progetto europeo. Grazie. Professore, deve attivare il microfono, non la sentiamo. Eccomi, adesso mi sentite?
Io nella mia presentazione, innanzitutto ringrazio Donatella, l'avevo fatto, diciamo, quando ero mutato. In questa mia presentazione vi illustrerò un attimo il progetto di H-Square, che fondamentalmente è un network di Digital Innovation Hub europei, di tutta Europa, specializzati sulle applicazioni digitali relative alla robotica per la manifattura agile. Un attimo solo, non riesco ad andare avanti con le slide. Proviamo così. Allora, vabbè, tutti sappiamo che cos'è la manifattura agile. In effetti fa riferimento a quei sistemi di produzione flessibili che sono altamente personalizzabili, ovvero sono capaci di produrre manufatti con caratteristiche variabili e che si adattano alle richieste del mercato fino a quelle del singolo cliente. E la robotica è una tecnologia abilitante per la manifattura agile. Il compito di H-Square è quello di dare supporto alle piccole e medie imprese che non dispongono di propri centri di ricerca per facilitare l'accesso a queste tecnologie e ovviamente per sviluppare le applicazioni. Perché è importante fare rete in un contesto europeo? Per diverse ragioni. Per migliorare il rapporto costi-benefici delle nuove tecnologie, favorendo la creazione di standard che ne facilitano la diffusione. Il concetto di standard è fondamentale in quest'ambito. Poi ovviamente favorire la crescita del mercato della robotica, della tecnologia su scala europea e per generare innovazione e massimizzare la produttività delle piccole e medie imprese e della comunità. H-Square è un network che riunisce 26 Digital Innovation Hub, quindi una per ciascun paese europeo, e il coordinatore di questo progetto è il Digital Innovation Hub finlandese. Comunque l'obiettivo è quello di annettere a questo network altri Digital Innovation Hub di tutta Europa. Qual è il supporto che H-Square fornisce alle imprese? Fondamentalmente supporto finanziario che deriva da open call. Una prima open call è stata bandita l'anno scorso e adesso si sta per concludere con i progetti che sono in chiusura. Una nuova open call si è aperta il 1° aprile e questo è il motivo per cui siamo qui riuniti. E fondamentalmente queste open call finanziano progetti o anche detti esperimenti di trasferimento tecnologico con una cifra di 248.000 euro di equity free funding, quindi senza capitale proprio. Questo per ciascun progetto, e ciascun progetto può aggregare 2 o al massimo 3 partner. Poi ovviamente il H-Square fornisce anche dei servizi, in particolare dà accesso a un programma di corporate sponsorship attraverso il quale grossi sviluppatori di tecnologia dell'automazione consentono un accesso facilitato alle loro tecnologie in termini di supporto tecnico e anche di facilitazioni finanziarie. Ma la cosa più importante è che i progetti, gli esperimenti finanziati hanno accesso al cosiddetto RAMP. RAMP è una sigla che vuol dire Robotics and Automation Marketplace, che è un mercato all'interno del quale i partecipanti possono ricevere assistenza in termini di modelli di business, di supporto tecnico, di training, ma anche accesso a finanziamenti, ad esempio a finanziamenti di venture capital. Che cos'è questo RAMP? Fondamentalmente il RAMP è un mercato che mette in contatto le aziende manifatturiere che sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e la robotizzazione con i fornitori di queste tecnologie. Questo è un fatto molto importante, ovvero le tecnologie che sono sviluppate negli esperimenti finanziati e quelle messe a disposizione già presenti, quindi sul marketplace, devono tutti conformarsi ad un'architettura di riferimento che è denominata COPRA AP, che sta per Common Open Platform Reference Architecture for Agile Production.
L'obiettivo di questa architettura è quello di integrare sistemi eterogenei, quindi robot, dispositivi automatici, sensori e quant'altro, in una piattaforma comune fino ad arrivare a delle soluzioni che siano il più possibile di tipo plug and play. Questo marketplace fornisce anche un portafoglio di corsi per il training, sia sull'utilizzo delle tecnologie, sia dei corsi anche di business. Questi corsi sono erogati mediante una piattaforma MOOC, Massive Open Online Courses. Quindi sono dei corsi concepiti per l'addestramento a distanza realizzati tra l'altro dall'agenzia specializzata. Allora, qual è il motivo per cui abbiamo convocato? Fondamentalmente è informarvi di questo nuovo Open Call per progetti o anche esperimenti di trasferimento tecnologico. Le caratteristiche di questi progetti vi saranno illustrati nella presentazione che segue dall'ingegner Cirillo. Vi do soltanto alcune informazioni, diciamo, essenziali. Innanzitutto gli esperimenti devono riguardare casi industriali reali e non esperimenti di laboratorio, quindi sono impropriamente chiamati esperimenti. Poi devono avere a che fare con la robotica, anche in senso lato, quindi la robotica vista come tecnologia abilitante per la manifattura agile. Gli esperimenti durano 10 mesi e il finanziamento è di 248.000 euro. E ovviamente è necessario partire da tecnologie che già esistono a livello di prototipo, validato in laboratorio, quindi da TRL 4 o anche 5, quindi TRL 5 diciamo, descrive tecnologie già esistenti in ambienti industriali, e devono portare come prototipi e devono portare alla realizzazione di un dimostratore che funziona in un ambiente operativo, quindi arrivare a TRL 7. E un altro requisito è che diciamo, non è un requisito, è un bonus, ovvero utilizzare tecnologie già disponibili nel marketplace di DH2 e quindi conformi allo standard Cobra P viene considerato un bonus per gli esperimenti che vengono sottoposti, per le proposte. E inoltre diciamo, questi esperimenti devono comunque portare a dei risultati che siano compatibili con lo standard. Poi la guida per la preparazione dei progetti che trovate diciamo, in rete include delle challenge o sfide chiamate Agility Challenges. Ogni proposta deve in qualche modo tener conto di queste sfide per la produzione agile. Queste sfide ve le illustro brevemente di seguito, poi le trovate spiegate diciamo, in maggior dettaglio nel materiale che potete scaricare. Prima di farlo, quali sono i domini applicativi? Tutto ciò che riguarda la manifattura, quindi assemblaggio di componenti elettronici, manifattura in ambiente automotive o aerospaziale, produzione di metalli, di gomma e di parti in plastica, processamento di cibo, artigianato o logistica. Fondamentalmente tutto ciò che riguarda la manifattura, scusate, l'ambiente manifatturiero, quindi la produzione manifatturiera. E questa è la lista dei challenge. Ora, per salvare tempo, ve ne parlo diciamo in breve, ve li illustro molto brevemente uno per uno. Allora, il primo challenge è quello di fondamentalmente migliorare la sicurezza delle postazioni di lavoro robotizzate. E in particolare si parla parecchio in Industria 4.0 di robotica collaborativa. E come si fa a migliorare la sicurezza? Fondamentalmente utilizzando per esempio sensori, telecamere, LIDAR o anche attraverso ovviamente la digitalizzazione. Poi il secondo challenge numero 2, sviluppare diciamo, interfacce di comunicazione uomo-robot di tipo innovativo, progettate fondamentalmente per facilitare la comunicazione tra l'uomo e la macchina, ma che siano soprattutto umanocentriche. Quindi i principali canali di comunicazione sono la voce, il contatto, il contatto, quindi il contatto fisico o anche la gestualità. Poi ridurre la probabilità diciamo, di eventi rischiosi, quindi aumentare la sicurezza recependo possibilmente gli standard utilizzati in altri settori, quali l'industria di processo, l'industria nucleare e quella ferroviaria.
E poi un altro aspetto che è relativo all'utilizzo dei robot collaborativi, più in generale di macchine automatiche che condividono lo spazio di lavoro in presenza dell'uomo, è quello di andare oltre quello che è l'arresto di sicurezza quando l'uomo si avvicina, ma utilizzare quindi tecnologie più sofisticate, basate sull'utilizzo di sensori o di algoritmi, diciamo, intelligenza artificiale, che in qualche modo consentono di modificare il comportamento della macchina per renderla più sicura quando, diciamo, l'uomo si avvicina, quindi in presenza dell'uomo, senza necessità di fermare tutto. Questo è un altro challenge, può essere quello di migliorare l'affidabilità dei droni da utilizzare in ambienti manifatturiero. Questa è, diciamo, una tendenza in atto, quella di utilizzare droni per fare ispezioni anche all'interno di capannoni, ma anche per fare trasporto e quindi per fare per operazioni di logistica all'interno, diciamo, degli ambienti produttivi. Sviluppare digital twin, quindi gemelli digitali dei processi manifatturieri che possono avere diversi usi. Per esempio possono essere utilizzati come diciamo, agenti intelligenti per evitare incidenti, per effettuare manutenzione predittiva o anche per produrre delle indicazioni personalizzate per i diversi attori di un processo produttivo, quindi gli operai, i materiali, le macchine e le varie attività. Poi sviluppare applicazioni per il monitoraggio in real time della produzione mediante l'utilizzo di sensori eterogenei posti in rete e quindi interfacciare nuovi sensori, sviluppare strategie per la cyber security, sempre in ambiente manifatturiero, e sono arrivato alla fine, sviluppare interfacce intelligenti e sistemi integrati di pianificazione e di esecuzione, fondamentalmente per diciamo, far matchare o integrare la produzione con la domanda, appunto secondo quelli che sono i principi della manifattura agile. E con questo ho completato, lascio la parola al mio collega ingegner Cirillo che finalmente vi illustrerà diciamo, più in dettaglio il bando. Mi scuso se sono stato forse troppo lungo, spero che rimaniamo nei tempi. Allora, l'ingegner Cirillo è coordinatore del programma di tutoraggio e monitoraggio di questi progetti di trasferimento tecnologico e quindi diamo a lui la parola per illustrare proprio le opportunità del bando. Prego, ingegnere. Ok, grazie, buon pomeriggio a tutti. Condivido le mie slide. Ok. Buon pomeriggio a tutti. Come è stato appena detto, io negli ultimi 2 anni mi sono occupato del coordinamento del servizio di monitoraggio che è stato fatto per gli 11 progetti che hanno vinto la prima Open Call e spero, alla luce delle esperienze che ho fatto nell'ultimo anno, di dare dei consigli utili a coloro i quali intendono vincere questa call. Per spiegare in modo utile come funziona la call, ritengo opportuno fare un inciso su RAMP. RAMP è un e-commerce che il network sta creando per consentire alle piccole e medie imprese di avere accesso alle tecnologie utili a rendere la fabbrica 4.0. Quindi RAMP vede 2 figure. Da un lato le piccole e medie imprese che sono fornitrici oppure sono coloro che comprano le app, e dall'altro lato ci sono i fornitori di tecnologie, i coach, quindi ci sono dei mentor e dei formatori che forniscono corsi specialistici nel campo della
robotica della 4.0 e infine ci sono dei consulenti specializzati nelle tematiche sulla proprietà intellettuale e sull'uso dei dati, quindi sulla cyber security. Quindi diciamo che questa è una piattaforma che è aperta sia a professionisti del campo dell'IoT sia alle imprese. Allora, RAMP quindi non è solamente una sorta di marketplace, ma è anche una forma di partecipazione a una community di cui fa parte il DH2, che fornisce tutta una serie di servizi. Come si creano le app, cioè come si creano le tecnologie che vengono vendute all'interno del marketplace? Tramite due open call. Sono due programmi di trasferimento che il network ha fatto al fine di sollecitare coloro che avessero sviluppato delle tecnologie che si basano sull'uso del robot in chiave 4.0 di contribuire allo sviluppo di un'app specifica per la piattaforma usata da RAMP. Come ha detto il professore, infatti RAMP si basa su una piattaforma IoT che usa Fireware come middleware. Come funziona il meccanismo di cascade funding? Quello che ha fatto anche una citazione il professor Siciliano con l'equity funding. Cioè, cosa significa? Il network ha un budget che utilizza per finanziare 26 esperimenti nell'ambito di due call. Si tratta di due open call, quindi di due gare. Le gare funzionano in questo modo, cioè a ogni bando si chiede di partecipare a, alle imprese di ognuno degli stati partner, degli stati dell'Unione Europea in forma di consorzio. Sostanzialmente da un massimo di 260 proposte se ne giunge a 26, quindi sono 26 i consorzi sovvenzionati dal bando. Nella scorsa open call sono stati finanziati 11 consorzi, 11 progetti, di cui vedete le sigle in questa slide, con un finanziamento complessivo di 248.000 euro più una serie di servizi di mentoring e di formazione che ho coordinato io anche sia in termini di service ma soprattutto di gestione dei progetti. 248 a progetto, Luigi, per Luigi? Progetto, okay. Sì. Ogni progetto può ricevere, quindi ogni consorzio, fino a 248.000 euro. Nell'edizione che si è appena aperta, invece, verranno finanziati 15 consorzi, 15 proposte, ognuna riceverà 248.000 euro. Spiego anche come funziona il sistema dell'equity funding, cioè il free equity funding. Questi soldi vengono dati per l'esecuzione del progetto indipendentemente dalle spese che si sostengono. Quindi è un fondo perduto. Che cosa significa? Che il network fornisce un budget che l'azienda è libera di sfruttare nel modo che ritiene più utile per eseguire l'esperimento all'interno della fabbrica.
Chi può partecipare? Allora, ogni progetto può essere presentato da un mini consorzio formato da almeno 2 e massimo 3 membri. Minimo 2 in quanto il consorzio deve essere formato almeno da un end user, e si parla di un'azienda manifatturiera che opera in uno degli ambiti che il professor Villani ha fatto vedere. In pratica, per intenderci, gli ambiti che vengono esclusi dal DH Squared sono il food, propriamente detto, l'agricolo, il medical e l'ambito il food, il medical e diciamo tutti gli ambiti che si occupano di logistica in termini di movimentazione solo e non di manipolazione. Per farvi intendermi, il packaging rientra, ma tutto quello che viene funzionale al movimento degli oggetti all'interno della fabbrica no. Quindi tutte le piccole e medie imprese o le mid-cap. Le mid-cap che cosa sono? È un'entità, è una grandezza di impresa che rappresenta il doppio di una media impresa. Quindi 100 milioni di euro di fatturato all'anno e meno di 500 employee, quindi di impiegati all'interno dell'azienda o complessivamente del gruppo di cui fa parte. Perché minimo 2 e massimo 3? Perché al più si possono unire 2 end user, al più si possono avere 2 technology provider o 2 system integrator, ma l'importante è che vi sia sempre un end user e un system integrator, perché c'è sempre bisogno di chi ha sviluppato la soluzione e di chi la implementa nel suo processo, quindi di chi fornisce il real environment. Per quanto riguarda gli stati, siccome 9 stati sono stati già finanziati nella scorsa Open Call, in questa Open Call le proposte che possono vincere sono quelle che hanno un end user che appartiene a uno dei 16 stati che vedete, tra cui c'è l'Italia. Quindi anche se il technology provider è straniero, almeno l'azienda end user deve avere una sede in Italia, una sede operativa nella quale deve essere fatto l'esperimento. Tra i vari requisiti che deve avere l'azienda che partecipa all'open call, come il fatto che non si trova in uno stato di fallimento, eccetera, ci deve essere un'assenza di conflitto di interessi con tutti i partner, ne sono 36 che sono all'interno del network. Quindi non ci deve essere alcun tipo di legame tra le persone e le aziende che si propongono con i partner del DH Squared. Una cosa molto che vi dico già ora: il coordinatore del progetto deve essere il technology provider, è una figura chiave sia in fase di presentazione del proposal sia in fase di ricepimento del funding, quindi del finanziamento. Allora, che cosa si finanzia? In questa slide spero di spiegare al meglio come funziona l'esperimento e cosa è rilevante per il network. Allora, quello che finanzia il DH Squared è un esperimento eseguito all'interno di un real environment fornito dall'industria manifatturiera al fine di dimostrare la validità dello smart service che si realizza
uno smart service che ha la robotica come elemento chiave. Quindi vi deve essere sia l'integrazione col sistema di fabbrica, sia un ruolo centrale della robotica nella soluzione nel suo complesso. La soluzione deve essere di un TRL5, quindi qualcosa che sperimentalmente è stato già dimostrato e che quindi ha bisogno di una piccola mano, ecco, il founding per diventare commercializzabile, quindi per diventare un prototipo preindustriale. I domini sono quelli che ha richiamato il professore, come ho detto vengono esclusi solamente quelli lì del food perché esiste già un altro network, quello lì del biomedicale perché esiste già un altro network, e i domini appunto diciamo della movimentazione robot all'interno della fabbrica. Tra l'altro ci sono anche 2 open call, come ha detto il professor Siciliano, che sono aperte, una è Trinity e un'altra è AgroRoboFood. Noi da Hub diamo anche dei consigli in base al tipo di progetto che le imprese hanno, quindi chiunque abbia un progetto che abbia il robot alla base, la sua soluzione, ce lo può chiedere, perché noi diamo anche una mano per convogliarli verso il bando più giusto. Allora, cosa significa smart service? Allora, tutti sappiamo che alla base della manifattura flessibile vi è un elevato livello di customizzazione. Un tipico esempio sono i siti che oggi ci consentono di personalizzare il prodotto. Qui ho fatto vedere quello delle scarpe. La customizzazione si traduce in un problema di flessibilità. Ecco, io lo chiamo un problema da un punto di vista più tecnico. Il problema significa come posso fare in maniera ripetitiva, mantenendo uno standard di qualità e di produttività che avevo prima, anche oggi che ho una variabilità di richieste molto alta. Quindi come si gestisce la rapida riconfigurazione di una postazione di montaggio, di saldatura, di fresatura, di incollaggio, di taglio, eccetera, eccetera. Ecco, la soluzione deve essere l'insieme di queste cose, l'insieme della tecnologia robotica basata magari sull'uso di algoritmi di guida robot nuovi, dall'uso di nuove tipologie di sensori che consentono di rendere la manipolazione o la tecnologia che si sta usando più flessibile possibile, cioè capace di adeguarsi di volta in volta, ma deve contenere anche una logica di integrazione nella fabbrica, cioè ci deve essere una logica quasi standardizzata di prelievo dei dati da un gestionale e di esecuzione di rapida riconfigurazione della piattaforma. Ci deve essere all'interno del progetto lo sviluppo di interfacce software, le quali non parleranno direttamente con il robot, perché non devono essere una soluzione stand-alone, ma devono farlo tramite la piattaforma IoT che si basa sul fireware fornita da RAMP. Quindi la terza fase è lo sviluppo, grazie sempre a RAMP e su RAMP, di un'interfaccia, di una dashboard, che in questo caso è free, e non so se tra di voi c'è qualcuno che già l'ha usata, che si basa su Grafana, che è un visualizzatore di dati, che quindi vi consente anche in real time ai manager di visualizzare lo stato della produzione. Quello che si è introdotto in questa open call è che oltre a questo ci sarà un tool per il digital factoring, per il digital twin, quindi ci sarà anche una digitalizzazione della soluzione proprio per dimostrare che questa soluzione è solo il primo passo di una digitalizzazione complessiva della fabbrica. La cosa che più importa è che la soluzione sviluppata non deve essere utile alla soluzione di un problema, di quella fabbrica, ma l'end user deve offrire un caso studio
tipico, cioè che si può riproporre in altre fabbriche similari e ai quali la soluzione in robotica può essere utile, perché un domani questa soluzione può essere utilizzata anche da altre imprese tramite Fireware. Quindi Fireware che cos'è? Fireware non è altro che un middleware, cioè praticamente è un software, una piattaforma che consente di contestualizzare le informazioni che arrivano da sensori, dagli IoT, dalle macchine, dai robot, dai nastri, eccetera, eccetera, e renderli utili proprio per le altre funzioni dell'azienda, che sono per esempio la parte di programmazione, sono la parte di gestione dei lotti, oppure addirittura la parte più commerciale, da cui parte tutto il sistema di customizzazione. Fireware viene installato sul server di PTT, quindi il progetto non è on-premise, ma viene fatto in cloud. Però quello che si assicura è che Fireware ha un doppio firewall e quindi c'è sicurezza dei dati. Come ci si candida? Ci si candida andando sulla pagina di Founding Box, che è riportata in questo link di Edge Squared seconda open call foundingbox.com, e in questa pagina troverete il pulsante per candidarvi. Potete già farlo ora, potete già candidarvi e scaricare, in realtà potete anche solamente iscrivervi e scaricare le guide in uno dei link che vi offre la pagina. Quello che vi consiglio di fare è di contattarci per chiederci la vostra idea, in maniera tale da ricevere un feedback a stretto giro sulla validità, perché trattandosi di una gara solamente un progetto per Stato vincerà la call. Quindi noi cercheremo comunque di darvi un consiglio utile sin dalle prime fasi. Come funziona appunto la open call? Allora, ci si accede al sito e potete già farlo, siete liberi di farlo anche se non concludete la prima fase. Avviene in 3 fasi. La prima fase richiede la compilazione di uno short proposal, è un PowerPoint nel quale inserite le informazioni essenziali del progetto e soprattutto l'idea di architettura software che volete dare alla soluzione smart. Anche per questo vi possiamo dare una mano nella fase di compilazione. Questa fase si conclude il 30 giugno. So che molti dicono vabbè, ma mancano 2 mesi, in realtà non è così, perché noi vi diamo la possibilità di valutare la validità di questa idea, anche se è uno short proposal. È breve per chi ha già fatto progetti con integrazione di una piattaforma IoT, ma per chi non l'ha ancora fatto richiede un supporto per farlo. Quindi chiunque abbia un'idea candidabile, vi chiedo di contattarci. Una volta che si chiude la call, 4 esperti del progetto valutano la relevance e l'excellence. Dopo vi dico che cosa sono questi 2 tipi di parametri, e sulla base di questi da ogni stato, quindi la competizione è solo all'interno del singolo stato, solamente 5 vanno al secondo step. Nel secondo step, che si aprirà a luglio, chi ha presentato lo short proposal può fare il full proposal, che non significa riscrivere un'altra volta, significa completare il proposal, cioè completarlo con 2 fasi, la fase dell'impact e dell'implementation. Diciamo che chi è avvezzo a progetti Horizon sa che che questi 4 punti sono i punti fondamentali di un proposal. In questo caso
noi li facciamo scrivere in 2 fasi, in maniera tale da non richiedere più tempo di quello che occorre se l'idea già non supera la prima fase. I 5 progetti, dei 5, da ogni Stato ne vengono scelti 2. Quindi sostanzialmente una trentina di progetti accedono alla fase finale che si chiama Jury Day, il giorno del giudizio. Sostanzialmente 2 proposte per ogni dei 5 per ogni Stato presentano con un PowerPoint o con un video la soluzione, quindi il proposal, a dei giudici, e i giudici stilano una classifica sulla base di requisiti, soprattutto di rilevanza del progetto, e il 30 di settembre si avrà il Jury Day e entro gli inizi di dicembre si saprà il risultato. Quindi solo un progetto per Stato può vincere. Già in questa fase, per coloro che approdano al Jury Day, viene riconosciuto 3.500 euro che nel caso in cui supera, quindi viene selezionato, il consorzio scala dai 248.000 euro. Allora, quello che vi voglio dire in modo rapido, quando si scrive lo short proposal, quello che occorre è definire uno use case che sia rilevante, cioè significa uno use case che si presti alla soluzione e alla problematica che si affronta. Poi bisogna mettere in luce il ruolo del robot, che non deve essere di sola manipolazione, ma deve essere giustificato il ruolo del robot nella soluzione, soprattutto, e poi bisogna capire come implementare la soluzione hardware all'interno dell'architettura software, quindi come lo si integra con Fireware. È importante che il TRL sia 5 e quindi sia molto alto, o almeno un 4 che può diventare 5 con implementazioni. Quello che ci tengo a dire appunto che al di là di tutto, quello che occorre è che le idee che si scartano sono quelle che hanno una sembianza, che sono ancora in una fase di sviluppo. Questi tipi di progetti non consentono sviluppi della tecnologia. La tecnologia deve essere già validata, o le sottotecnologie devono essere già validate. L'unica fase che si concede di sviluppo o è l'integrazione delle tecnologie. Ma quello che il consorzio premia sono soluzioni già testate. 2 cose che invece vengono premiate all'interno del full proposal sono innanzitutto la scalabilità della soluzione, un esercizio che io invito a fare a tutti. Ok, l'idea che ho messo su mi piace, può essere utile per l'end user che ho trovato, riuscirei a proporre ad altre 2 aziende la soluzione che ho sviluppato? Sono capace di proporla ad altre 2 società dello stesso tipo di settore o altri settori simili? Allora, questa domanda, se la si pone in una prima fase, in realtà è già la chiave di vittoria del full proposal, che premierà appunto le proposte scalabili sul commercio. Inoltre, la soluzione deve essere standardizzabile. Dopo c'è una slide che vi faccio intendere che cosa significa. Una cosa importante è il livello di preparazione delle risorse.
se si propone una soluzione che ha l'utilizzo della visione come tecnologia chiave per la soluzione che si sta proponendo, non è possibile non avere una persona capace di programmare il sistema di visione. Ho fatto un tipico esempio, ma è quello che è già capitato. Noi abbiamo dato un supporto a diverse imprese, una delle quali praticamente non aveva una risorsa all'altezza e quindi il mentor gliel'ha data. Però il problema che si crea è che i giudici non faranno più capitare e ammettere a aziende che magari sono solo esperte di robotica e al cui interno, oppure non hanno al cui interno anche in forma di consulenza un IoT manager che è invece esperto di integrazione nelle piattaforme IoT come fireware. Quindi non è detto che debba essere una persona interna, ma almeno che faccia parte del gruppo di diciamo di progetto. Detto questo, cosa significa la standardizzazione? Questo è per farvi vedere un po' a nudo il sistema che abbiamo, di cui si è parlato. Cioè, che cosa significa? La piattaforma non è altro che un sistema che prevede un middleware che viene messo all'interno di RAMP, che consente appunto di integrare sostanzialmente la parte hardware con quelle software, con il MES, con l'ERP, eccetera, eccetera. Quello che si standardizza sono le function block, cioè praticamente sono le funzioni standardizzate di interazione tra il middleware e la parte hardware, cioè quali sono le informazioni che vengono prese e vengono date dalla parte hardware per riconfigurare in maniera rapida la destinazione? Ecco, qualsiasi sia l'applicazione, qualsiasi sia lo use case, il modo di interagire, cioè le informazioni di ingresso e uscita e il modo di riconfigurare il sistema hardware deve essere sempre lo stesso. E questo in pratica si traduce con una function block che viene chiamata appunto ROSAPI. Questa funzione non vi preoccupate, perché chi accede alla seconda parte del progetto, cioè la fase proprio di sviluppo, riceverà un supporto proprio vivo da parte dei nostri partner di fireware. Quindi il progetto dura 10 mesi. Dopo il Jury Day abbiamo la parte di preparazione dell'esperimento, vi seguirò io in pratica, che coordino tutti i progetti, che dura 8 mesi, per i quali riceverete 200.000 euro, 100.000 euro l'end user, 100.000 euro il tech provider. Se i tech provider sono 2, si dividono i 100.000 euro a fondo perduto. La terza fase è una fase invece in cui si realizza l'app e quindi vengono dedicati i fondi solamente al system integrator, che dovrà spendere ore uomo proprio per realizzare l'app, oppure magari si paga il consulente per poter fare questo. Chiudiamo i 248.000 euro per progetto con 2 voucher di 3.000 euro, che sommati fanno appunto 6.000 euro di voucher. Il voucher che cos'è? È un voucher dato per avere una consulenza da parte di una società o di consulenti che sceglierete sulla piattaforma RAMP sulle problematiche di sicurezza. Ora non sto qua a dire, però sostanzialmente chiunque ha avuto modo di integrarsi con sistemi 4.0 sanno che oggi la protezione dei dati e la sicurezza della propria rete è fondamentale per chi mette in rete robot e macchine. Un'altra cosa importante è proprio la consulenza sulla privativa industriale. Si sta andando a sviluppare una soluzione e magari si vuole una consulenza
riguardante l'aspetto innovativo da rivendicare. Ecco, anche su questo viene dato 3.000 euro per una consulenza specialistica con un report anche e una serie di consigli. Quindi non sono solo i 248.000 euro, ma sono un insieme di servizi che vanno dal mentoring tecnico alla consulenza finanziaria, al brokerage, quindi a tutto quello che serve per creare anche un pitch utile all'azienda che intende richiedere un finanziamento, quindi per vendere la propria soluzione sul marketplace oppure per trovare dei finanziatori. Inoltre la consulenza finanziaria viene fornita anche all'azienda manifatturiera, quindi all'end user, per stilare un piano di investimento utile a scalare il processo di industrializzazione, di digitalizzazione alle altre fasi del processo produttivo e quindi avere un piano di investimento da presentare nell'ambito, per esempio, di un bando Mise oppure anche di vari piani finanziari proposti dalle banche. Con questo concludo, vi lascio i contatti del create di Edge Square, di iEdge, che è appunto il team che si occupa di questo bando, e anche il link del network e della piattaforma REMP per coloro che volessero già farne parte. Sono a disposizione per domande e richieste in merito al bando. Grazie Ingegner Cirillo, lo ringrazio perché appunto ha presentato in maniera molto chiara e puntuale tutte le opportunità che derivano da questa interessante call che diciamo rappresenta un'opportunità per le nostre piccole e medie imprese, non solo, anche mid cap, spiegava l'ingegner Cirillo, in termini di un mix molto interessante di strumenti. Direi che la parte finanziaria è sempre importante, soprattutto in un momento complicato come quello in cui le imprese si trovano oggi sul piano finanziario del credito, ma quello che è ancora più interessante è probabilmente l'essere introdotti in un network, in una piattaforma, cioè in una marketplace, come diceva appunto l'ingegner Cirillo, domanda offerta di tecnologia, un marketplace europeo nel quale l'impresa manifatturiera entra in contatto con fornitori di tecnologie digitali e robotiche, quali quelle che sono richieste per partecipare al bando. Dunque ringrazio tutti per tutti questi, diciamo, i relatori per le loro presentazioni e apro al question time per coloro che stanno partecipando al webinar, che possono per alzata di mano partecipare. Chiedo quindi ai tecnici, a Daniele, di farci dire. Ci sono domande? Daniele? Ci sono domande? Non so, non mi sembra che ci siano domande, non ci sono mani alzate da quello che io mi sembra diciamo, di visionare dal nostro schermo. Per cui niente, ringrazio tutti per aver partecipato e appunto ribadisco quello che ha detto anche l'ingegner Cirillo in fase finale, che il consorzio Create è a disposizione per diciamo una prima fattibilità, un'analisi di fattibilità delle vostre proposte progettuali. L'ingegner Cirillo ha inserito il suo diciamo la sua mail, appunto anche l'indirizzo di Create, e credo che sia opportuno, poiché il tempo non è tantissimo, contattarli nel caso in cui avete soluzioni o progetti da presentare.
Ecco, questa è la slide. Chiedo anche ai relatori, qualora lo volessero, di farmi pervenire, diciamo, le loro presentazioni nel caso in cui i partecipanti le richiedessero. Grazie a tutti, grazie professor Siciliano, grazie professor Grazie, Siciliano, arrivederci. e buona serata. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie a tutti, grazie Donatella e arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.